un successo per il Veneto e per le donne, questa appartenenza alla presidenza nazionale. Diciamo che è un riconoscimento che mi ha così entusiasmata molto, nel senso che rappresentare all'interno di un nucleo di 7 persone a livello di Italia, in Italia siamo 7 che rappresentano questa presidenza, 2 sono donne, io sono una di quelle 2 donne, insomma. Sono molto orgogliosa per me personalmente, ma anche per l'associazione che rappresento. Ecco, quali obiettivi sono prioritari? Gli obiettivi prioritari sono quelli di dare garanzie alle persone anziane, quindi ai pensionati, che il loro percorso da pensionati non diventi una trincea dove dove mettere dei paletti cioè che arrivino tranquillamente a vivere e con serenità la loro vecchiaia. Cioè, adeguamento delle pensioni, avere la certezza dell'assistenza medica, cioè avere queste garanzie di vivere serenamente la loro vita da pensionati. Ecco, sugli aspetti intergenerazionali si parla di giovani, si parla di inserimento lavorativo dei ragazzi, insomma sappiamo tutti i problemi quali sono. Come poter affrontare questa cosa unitamente? Ma io credo che il rapporto che deve esserci tra giovani e generazioni che non lo sono più deve essere una contaminazione continua, perché per il momento la contaminazione arriva, diciamo, con tempi di ritardo, perché le generazioni crescono in fretta e le persone, diciamo, che non lo sono più tendono a trincerarsi dietro alle loro acquisizioni culturali e non. Per cui io credo debba esserci la contaminazione, perché non ritorneremo più ad avere il momento economico che ti metta in condizioni di vivere serenamente e con tranquillità la tua presenza. Ci manca il lavoro, i giovani non hanno lavoro, i giovani hanno problemi di ogni tipo, non possono affrontare mutui, eccetera. Per cui la contaminazione con le persone che hanno già vissuto immediatamente nel dopoguerra questa loro vita di percorsi in salita la devono trasmettere.